telespettatrici, donne, dai 30 a salire, perché il signor Gaspare qui si accontenta anche di uno a 30 anni, giusto? Giusto. Per tutte quelle di voi, per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere, qua il signor Gaspare Suppa, ripeto, 75 anni, di Alcamo, in cerca della donna ideale, in cerca della compagna, che gli dovrebbe far compagnia per il resto della sua vita, interessato soprattutto a tutte le proprietà, insomma, che vi abbiamo fatto vedere. Vi raccomando, chiamate al numero che state vedendo in sovraimpressione. Ripeto, il signor Gaspare è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Signor Gaspare, in questo momento la stanno guardando. Sì. Dia un ultimo messaggio guardando la telecamera e rivolgendosi soprattutto a quelle donne che volessero conoscerla. Vada. Ma io praticamente, innanzitutto mi voglio presentare. Ho 75 anni, le posso discretamente bene, sono una persona sportiva, cioè lo voyage lo vedete praticamente in televisione, amo la sportività, come amo la sportività amo così le donne praticamente. Niente, non so cosa dire praticamente, cioè il nostro amico già si è presentato dai 30 anni in poi, sono anche pure predisposto a fare un testamento se tutto va bene, trovando la donna ideale praticamente, che mi piace, che io anche pure ci dovesse anche pure piacere, Certo. sono predisposto a fare un testamento. Anzi, se praticamente questa donna è giovane, c'è un bambino, Se la prende lo stesso. me la colgo lo stesso, non ci sono problemi di mantenere. Cioè, a lei interessa una compagna per la vita. Per la vita, ne può avere 30, ne può avere 40. Esatto. Cioè non è, Logicamente si deve presentare bene. ma è logico. Perché l'aspetto conta. Giusto. Non dico tanto di carrozzeria, ma anche pure se si deve fare anche pure guardare Certo, praticamente. un po' di opzionale Un po', deve avere. non dico tanto, comunque Certo. tutto qua, non è che... Va bene, zone di provenienza non ha No, importanza. io innanzitutto stranieri non ne voglio. Ecco, puntualizziamo E questa. poi da dove vengono, me la accolgo lo stesso. Deve essere italiano. Interessano italiani. Che sia c'è una donna pulita, Sì. che anche il nostro amico qua ha guardato che non ha trovato tante cose che non potevano andare. Certo. Niente, tutto qua. Una persona che rispetta, che io anche pure devo rispettare. Certo. Se tutto va bene, sono predisposto a fare un testamento. È stato un po' di tempo. Lei praticamente a questa ragazza che si presenterà, che cosa promette? Ma io prometto, un appartamento, se tutto va bene praticamente, un appartamento anche di più, tutto qua. Esatto. Cioè a patto logicamente che deve farle compagnia per tutta la vita. Ma è logica la cosa, un testamento, se tutto va bene, Sì. il testamento va avanti, se poi non va bene, si può anche pure strappare. Esatto. Cioè lei incontra la sua anima gemella, Beh, questa donna ci conosciamo, X. che lei, Vi conoscete. che lei probabilmente deve venire a trovare a me, Certo, perché logico. io ho degli animali che non mi posso spostare praticamente. certo. Se questa donna è interessata a questo annuncio, praticamente si faccia viva e ci possiamo anche pure conoscere. Dunque, puntualizziamo una cosa, lei la patente ce l'ha, si può muovere, si si può capisce, spostare, i mezzi ce l'ha naturalmente, perché le li abbiamo visti, li abbiamo inquadrati, le manca- non gli mancano mezzi, non gli manca la sostanza, sta bene sia finanziariamente che anche comodamente qui, insomma abbiamo delle proprietà, per A cui me- gli manca solo l'anima gemella, L'anima la gemella. donna che le dovrebbe far compagnia La compagna, per sempre, la compagna. per tutta la vita. Per tutta la vita, tutto qua è. Va bene, signor Se è Gaspare. interessata a questo annuncio, se lei pensa che ne vale la pena a farci questo incontro, io sono predisposto a incontrarci. Perfetto. Va bene, il signor Gaspare ha detto tutto, ripeto, amiche telespettatrici, telefonate al numero che state vedendo in sovraimpressione. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente il signor. Tante salute Gaspare. Ciao ciao.